Buonasera a tutti. Mi è stato dato il privilegio, data la mia età probabilmente, e la mia esperienza nei consigli comunali. Sono entrato credo verso gli anni 80, sono uscito nel 2005, ne ho fatto un po'. Io e Angelo Tabaro abbiamo vissuto questa città, credo. È per questo che ho chiesto di presentarlo a voi questa sera. Con Angelo abbiamo vissuto lo sviluppo di questa città, credo, negli anni 80 e quando militavamo nei partiti politici di appartenenza ancora molto prima. Abbiamo visto crescere, sviluppare questa città e abbiamo purtroppo assistito al declino di questa città. Al declino di questa città a causa di pochezza politica e pochezza di progetti. Abbiamo assistito al declino di questa città a causa degli interessi probabilmente diversi dalle ambizioni di questa città, e dunque oggi siamo arrivati al punto di partenza per una nuova gestione della città di Portogruaro. Cosa è successo nell'ultimo consiglio comunale? È successo che abbiamo mandato a casa le aspirazioni, le volontà di continuare ad amministrarla con l'abbandono del Consiglio Comunale. Io sono stato l'ultimo, scusatemi, avevo messo sono stato l'ultimo dei consiglieri comunali presenti nell'unico e ultimo Consiglio Comunale, e vedevo nella faccia del sindaco un'espressione quasi di aiuto, perché bastava un consigliere comunale che dicesse di no e il centro-sinistra continuava a governare. Allora è stata questa la mia espressione: siccome le vie dell'inferno sono lastricate dalle buone intenzioni, io dico di no. E così Bertoncello è andato a casa. Ma cosa significa? Era la domanda che mi ponevo da tanto tempo. Andare in consiglio comunale. Cos'è un consiglio comunale? Oggi abbiamo Daniele Stivale, abbiamo Angelo Tabaro, che saranno sicuramente rieletti. Nel campo amministrativo degli enti locali, bilanci, cifre, conti, soldi, e sono tutti soldi e tutto denaro dei contribuenti. Perché dico questo? Perché il Consiglio Comunale, dato che questa è la presentazione della lista dei consiglieri comunali, cosa devono andare a fare i consiglieri comunali? Ho visto tante liste, tante ambizioni di persone che vogliono entrare in consiglio comunale. Bisogna andare con lo spirito di servizio, con lo spirito di fare gli interessi di una città. Ho visto questo, che mancava in consiglio comunale, mancavano certe aspirazioni, certi momenti di riportare la democrazia in consiglio comunale. Questo non è un metodo, un modo per portare avanti gli interessi della gente, perché il consigliere comunale, quando va in consiglio comunale, deve avere in sé lo spirito di servizio. Allora ha con sé anche i valori della democrazia e della giustizia.
altrimenti questi vengono a mancare. Cosa ha fatto questo sindaco? Il sindaco di centrosinistra, come altri sindaci di centrosinistra, hanno detto: sarò il sindaco di tutti, il sindaco di tutti. Così non è stato, si è dimenticato di tutti i miei, mentre ha abbandonato una parte della città, e vediamo che l'economia e la vocazione della città è venuta meno. E oggi c'è l'esigenza di avere un consiglio comunale forte per riportare i diritti che sono venuti a mancare, i diritti della comunità. Non sono stati espressione dei consiglieri comunali di maggioranza o della giunta di maggioranza, dove è formata una nicchia, si è formata una nicchia di interessi di bottega, non interessi personali, ma di interessi di altre logiche. Noi vediamo che i grandi progetti non hanno avuto il consenso della gente e oggi paghiamo, e quando si fanno i grandi progetti e sono sbagliati, tutto viene dalle tasche dei cittadini, dai contribuenti. Allora ecco che viene a mancare la giustizia e il diritto nell'amministrazione comunale. Oggi ci sarà una svolta senz'altro, sia nella regione, sia in consiglio comunale, ed è già stata in provincia. C'è un allineamento del centrodestra che governerà il Veneto, che amministrerà il Veneto. Io ho fiducia in questo, ho fiducia negli uomini, perché li ho sentiti parlare anche l'altra sera. E ho sentito che in loro c'è la verità, c'è il senso di servizio per mantenere la nostra storia, la storia dei Veneti. Angelo, io ti presento a questa assemblea perché sono sicuro che attraverso la riconferma di Daniele Stivali e la tua ascesa a sindaco della città ci sarà un nuovo comune perché ci sarà la democrazia, ci sarà la giustizia e soprattutto con questo allineamento ci sarà un nuovo Veneto. Angelo Tava. Grazie.